Ci sono circa 35.000 persone in Veneto e oltre 5.000 a Treviso che hanno praticamente una condizione di calcolo della deducibilità rispetto alla retta che pagano che ha 400 variabili. Sono state le segnalazioni fatte alla CGIL da parte di una decina di familiari di altrettanti anziani ospiti di case di riposo del Veneto ad evidenziare come, in base alla retta pagata, vi fossero quote di deducibilità da portare in sede di dichiarazione dei redditi diverse da struttura a struttura. Questo ha spinto il sindacato ad approfondire raccogliendo informazioni dalla banca dati dei CAF. Ogni casa di riposo stabilisce la sua quota sanitaria in ragione a come è organizzata, a che tipo di contratto ha. Ci troviamo con case di riposo dove si può portare in deducibilità 2.000 euro e altre si arriva fino a 10.000, quindi c'è una forchetta troppo ampia. Quote diverse da portare in deduzione dunque e di conseguenza anche vantaggi fiscali diversi per gli anziani e le loro famiglie. L'appello che fa ora la CGIL è di uniformare in tutte le strutture questa cifra come già accade in Emilia-Romagna o in Lombardia. Il sindacato ha intenzione di chiedere a tutte le case di riposo di rendere noto nella carta servizi il sistema di deducibilità adottato. E si dà la certezza al cittadino quando sceglie la casa di riposo che sa perfettamente quanto ha di impegnativa perché mette la regione la quota, quanto deve pagare come singolo, ma anche quanto può portare in deducibilità e lo deve sapere prima di fare la scelta, non dopo. Ma è soprattutto alla politica regionale, sia maggioranza che opposizione, che la CGIL si rivolge perché venga trovata in tempi brevi una soluzione. Che parta dai costi standard dell'attività sanitaria che si svolge nelle case di riposo. Non è difficile, perché nelle case di riposo l'organizzazione sanitaria è gestita su parametri che la regione dà. Basta stabilire su quei parametri quali sono i costi standard e decidere la percentuale che va in deduzione.